Bosco in Moldavia ha aperto la sua presenza 4 anni fa, ecco, su richiesta del vescovo locale e su quella del nunzio apostolico, per occuparci un po' della situazione dei ragazzi e dei giovani, ecco, non soltanto di una parte della città ma anche di un po' della zona della Moldavia. Ecco, noi come salesiani lavoriamo con i giovani. Io in particolare ho lavorato 9 anni in Romania occupandoci di diverse situazioni difficili, sempre alle periferie della Romania, e questo centro vorrebbe essere una risposta soprattutto alla mancanza dei genitori spesso all'estero per lavoro, ecco, per creare a loro uno spazio dove possono crescere, possono anche maturare, possono anche imparare un mestiere. In effetti noi in questi anni abbiamo maturato alcuni progetti che stiamo pian piano aprendo e sviluppando nell'ambiente. Prima di tutto è il centro diurno che raccoglie oltre 100 ragazzi e giovani ogni giorno, dove vengono per passare momenti un po' liberi loro, ma soprattutto pratichiamo lo sport, la musica, teatro, diverse iniziative che aiutano un po' a essere costruttivi per i ragazzi, dopo scuola per i ragazzi più bisognosi. Ecco, sono tanti di loro che usano un po' di queste iniziative, attraverso le quali noi possiamo dare loro anche un po' di speranza. Poi, ecco, qual è la situazione dei ragazzi in quella zona? Diceva appunto che i genitori sono spesso assenti, quindi questi ragazzi come vivono le loro giornate? E soprattutto se non ci fosse il centro Don Bosco? allora, questi ragazzi, la situazione dei ragazzi non soltanto da noi ma un po' in tutta la Moldavia e soprattutto nei paesi è una situazione tanto difficile, perché dopo gli anni caduto del comunismo e la dipendenza della Repubblica Moldova, molti adulti, genitori hanno cercato possibilità di svilupparsi nel lavoro fuori del paese, all'Italia, in Russia, in Grecia, in Spagna, lasciando però solo i bambini, tante volte piccoli anche, e che sono costretti a vivere poi la loro infanzia fino a 6, 7, 8 anni, alcuni anche per molto di più, parcheggiati, dico io, presso i parenti, presso anche vicini, che ricevono dei soldi da questi genitori, però certamente non sono i genitori. Al di fuori del centro questi ragazzi qua, quando siamo arrivati noi, vivevano per strada, vivevano sotto i condomini, passavano con piccoli espedienti, però senza nessuna attività, senza nessuna possibilità, perché i genitori, anche quelli che sono lì, sono a lavoro, per cui liberi, quindi in balia un po' di tutte le realtà anche peggiori che possa trovare un ragazzo a quell'età lì. Ecco, dato questo, poi un fatto che in Moldavia viviamo una situazione in questi anni in cui abbiamo circa 12-13 mila ragazzi che sono nelle case dello Stato, una specie di orfanotrofi dove ragazzi che non possono essere tenuti in famiglia o ragazzi orfani vivono in questi istituti. Abbiamo circa oltre 30.000 ragazzi che vivono con una famiglia incompleta perché o per lavoro o per altro, per cui la situazione è davvero difficile. Ecco, noi cerchiamo di dare una risposta, piccola risposta se vogliamo, ma pian piano anche a livello più ampio di amplificare un po' la voce nostra e quella di un'attenzione a questo mondo e un aiuto concreto poi anche nel loro futuro. Ecco, il futuro che cosa prevede al centro Don Bosco? Avete in programma un ampliamento del progetto? Noi in questi anni qua, da 4 anni, siamo riusciti a trovare un luogo che era un'officina meccanica, che abbiamo in 2 o 3 anni ristrutturato facendolo un centro di prima accoglienza per i ragazzi. Stiamo aprendo adesso in questo momento qui una scuola professionale, perché sappiamo che dare in mano un foglio che vale e una capacità anche di lavoro vuol dire dare un futuro a questi ragazzi. E stiamo aprendo poi, accanto a questo, abbiamo strutturato una casa famiglia per una decina di ragazzi, ma al di là del numero esiguo vogliamo creare un modello di attenzione al mondo del bambino che, ecco, in quell'ambiente è anche tanto difficile. E più, il progetto un po' più prossimo, diciamo, appena riusciamo a avere anche tutte le autorizzazioni, è quello di aprire una mensa dove questi ragazzi possono venire anche a avere un pasto, perché uno dei problemi effettivi è anche quello del mangiare. Questi ragazzi molto spesso mangiano una volta al giorno quando sono a scuola e poi mangiano qualcosa quando trovano durante la giornata, non hanno proprio un sostegno, si vede anche la loro struttura molto gracile tante volte. Chi vuole aiutarvi come può fare?
Noi aspettiamo sempre perché sentiamo che questo è un centro, abbiamo tanti diversi benefattori che ci stanno aiutando e abbiamo anche noi siamo legati alla Salesiani del Triveneto che lavorano nella zona di Venezia, abbiamo un conto aperto presso la Veneto Banca di Mestre, ecco, oppure anche un conto aperto proprio in Moldova, dove anche lì abbiamo un conto con possibilità di ricevere aiuti finanziari, oppure tramite la nostra provincia, Ispettoria Salesiana di San Marco, ecco, dove ci sono i nostri responsabili che poi ci fanno pervenire un po' tutti gli aiuti necessari per andare avanti in questa attività.